Questa è la storia di Sean. Facciamo entrare Sean. Grazie. Lui ha 32 anni, è sposato, fa 2 lavori per mantenere sua moglie e i suoi 3 figli. È dura. Sua mamma non sa che lui è sposato, lui sa che sua mamma vive in Inghilterra ma non sa dove vive. L'ultima volta che l'ha vista aveva 15 anni, adesso ne ha 32. Lui ha sempre vissuto con un grande dubbio. Mia madre mi ha abbandonato, punto di domanda, e a questa domanda non ha mai avuto una risposta. E un altro dubbio è: mia madre mi vuole o non mi vuole bene? Ciao Maria, oggi sono in Inghilterra ed esattamente a Nottingham e devo consegnare l'invito di C'è posta per te a Natascia. Vado subito a cercarla, vado. Ciao. Ciao, posta c'è? Sei Natascia? Sì, sono io. Allora, io ho un invito da parte della signora Maria Di Filippi per partecipare alla nostra trasmissione. Mica non si a pagare perché non li caga l'asino nessuno. Marco, Maria. Natascia ha accettato l'invito. Natascia ha accettato l'invito ed è qui. Oh, grazie. Grazie. Scusa, figlio mio, se il giorno che ti ho messo al mondo ho provato a strangolarti col cordone umbilicale. Scusami, Però. Scusami, figlio mio, se per farti la ninna nanna ti cantavo la marcia funebre. Scusami, figlio mio, bello. Scusami se quel giorno ho deciso di buttarti nel cassonetto senza il sacchetto perché mi serviva per la spazzatura con quello che costano. Scusami, figlio mio, scusami se per nasconderti bene ti ho ricoperto con 2 gatti morti e uno scaldabagno arrugginito e poi ho cercato di dar fuoco al cassonetto. Scusami. Mi scusi? Dai, mi scusi. Sì che ti scuso, mamma. Figlio mio, bello. Figlio mio. Di mamma ce n'è una sola. E meno male.